Renato Chisso, assessore regionale alle infrastrutture e viabilità. Assessore, lei era venuto qui nell'autunno del 2009 per inaugurare l'inizio dei lavori del rifacimento della stazione ferroviaria. In quell'occasione aveva anche firmato un importante accordo di programma con l'allora commissario prefettizio Antonio Gulletta per la realizzazione di alcuni sottopassi ferroviari a Sumaga e a Portovecchio, però di questi sottopassi è rimasto tutto sulla carta, come mai? No, assolutamente. Intanto godiamoci questa bella giornata in cui sono completati i lavori della porta di questa città, porta ferroviaria di questa città. Sugli altri siamo andati avanti, i soldi ci sono e oggi è in carico RFI, chiedetelo a loro, credo che ormai ci siamo anche per gli altri sottopassi. Ma quindi il problema dipende non dalla regione Veneto ma da RFI? Dipende, il problema viene risolto. Quando ci sono dei problemi, i problemi sono per essere risolti, non per essere scavalcati dei problemi. I problemi ci sono stati, ci sono e stanno per essere risolti. E quindi i lavori quando avranno inizio? Credo per l'inizio del prossimo anno. Perché lei lo sa che da quando avrà inizio l'SFMR, cioè i treni a cadenza ogni 20 minuti, la Sumaga di Portoguaro, il casello rimarrà praticamente sempre chiuso, isolando una borgata di cittadini? Sì, ma siccome che il problema c'è, lo stiamo risolvendo, quindi voglio solo dare messaggi positivi. Okay? No,